La cosa bella è che noi ci stiamo avventurando a piedi questa volta verso Rocca Palumba. Comunque la macchina abbiamo là, abbiamo finito di fare i cretini, possiamo tornare indietro. Salvo, siamo arrivati a Rocca Palumba. Eccoci! Ingresso molto carino con un piccolo parco. Ed eccoci qua al centro di Rocca Palumba. Da notare tantissimi vasi colorati, naturalmente a tema sempre fichi d'India, che qui è la terra dei fichi d'India. Qua c'è una chiesa. Chiesa di San Pietro e Paolo. Ecco perché lo chiamano il paese delle stelle. Infatti siamo qui al planetario, lo vedete alle nostre spalle, dove all'interno c'è la riproduzione dei pianeti e si può vedere il moto del sistema solare. Elioplanetografo, l'antenato meccanico del planetario, usato a fini didattici, riproduce il moto reale dei pianeti, della Luna e del Sole, relativamente alle costellazioni. Visualizza anche l'alternarsi del giorno e della notte ed il succedersi delle stagioni, le eclissi, le fasi della Luna e dei pianeti interni e la precessione degli equinozi addirittura. Così vi stiamo facendo fare un giro in una stradina interna vicino al centro. In questa traversa c'è il santuario della Madonna della Luce e guardate che capolavoro. Siamo arrivati alla famosa rocca di Rocca Palumba, appunto, dove all'interno c'è la chiesa Madonna della Luce, dove in questa rocca nidificano le colombe care a Demetra. Ah, per questo Rocca Palumba. Siamo nella parte alta di Rocca Palumba, dove si può vedere benissimo la fenditura della rocca. Tra l'altro qua vediamo lo stadio comunale. Allora, hai qualcosa da dichiarare? Ma siamo arrivati. Avrei tanto da dire, ma Possiamo diciamo solo che vedere qua la cupola. è il noto osservatorio astronomico di Rocca Palumba, punto di riferimento importante per tutti gli astrofili. Guardate quanto è piccolo questo borgo chiamato Regalgioffoli. Eccolo qua, guardate questa strada, perché come vi faccio vedere che siamo appena entrati, vi faccio vedere immediatamente che stiamo uscendo. Ecco qua. E diciamo che è già finito, ma noi faremo di più. Adesso scendiamo e ci prendiamo un caffè qui a Regalgioffoli. Faccio vedere, ecco, è già finito il paese. Ecco, stiamo rientrando dall'altro lato e non ripercorreremo nuovamente la strada perché è troppo lunga. Comunque è molto molto carino, molto particolare. Adesso ci fermiamo qui nel, penso che sia, non vorrei sbagliare, l'unico bar. Piccolo abbeveratoio. Guardate che particolare, che non c'è ringhiera, non c'è nulla. Bellissimo, guardate qua. È una sorta di belvedere. Una sorta, niente, di anfiteatro. Che cos'è? Salvo, vieni qua, indicami. Indicus, ficus. Ecco qua, Salvo ne ha raccolto uno. Raccolto a mano nuda, guardate anche le spine, con vero sprezzo del pericolo. L'abbiamo visto, non ti avvicinate troppo. Guardate che distesa infinita dei fichi d'India. Ti abbiamo lasciato dall'altra parte e te sei qua. Risaliamo dal piccolo anfiteatro di Regalgioffoli. Fronte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. Ah, da qua si vede anche l'osservatorio, guarda. Come vi abbiamo fatto vedere, ci stiamo adesso prendendo un caffè nell'unico bar che c'è. È un caffè meritato. Assolutamente. Ecco qua, vi facciamo vedere al bar Cirringione. Noi entriamo. Salve! Questo piccolo borgo è molto particolare, siccome sicuramente ci sono cose che noi magari non siamo riusciti a vedere in questo piccolo video, però ci abbiamo provato. Ne vale sempre la pena vederlo perché risolvono sempre delle sorprese, perché è piccolino, 200 anime circa, più o meno, quindi si conoscono tutti. Conferma, quanti siete abitanti? Sì, circa 200.
200-240. Ah, ok, ce ne sono 40 in più che già fanno la differenza in questo caso. Io direi di trasferirci qui e continuare ad aumentare, diciamo, Sì, la popolazione. la popolazione. Quindi quando passate, dico, fermatevi. Dovete fermarvi. Stiamo facendo vedere la rocca da tutte le angolazioni, eh? Cioè, veramente la fenditura si vede in maniera perfetta. Adesso anche il cielo è... Azzurro, ci aiuta. lo Guardate, vi faccio una zoomata. Forse alla fine il video su Rocca Palumba vedrà la luce. Sì, perché qualche anno fa vi abbiamo registrato alcune scene della festa, appunto, del Opuntia Ficus Indica Fest. Ecco, perfetto. Che si svolge, ricordiamo, nella seconda metà di ottobre. È da un paio d'anni appunto che non si fa per ovvi motivi e vi facciamo vedere qualche scena. Siamo all'Opuntia Ficus Indica Fest a Rocca Palumba, praticamente la festa del fico d'India. A quanto pare la festa prevede un sacco di eventi musicali, un sacco di eventi dove si potrà mangiare, insomma saremo tutta la serata a mangiare, bere, ascoltare buona musica e fare una bella passeggiata per tutto il paese. Prendi l'oliva e mangi. C'è davvero tanta ma tanta gente. Noi stiamo assaggiando di tutto e adesso è il momento dei dolci. Sì, vabbè, il momento dei dolci momentaneamente, poi torneremo col salato e poi di nuovo con i dolci. E adesso un bel piatto di stigliole. Sfinge gigante e cannoli. Noi ne stiamo mangiando uno, eccolo qua, ecco, lo rapportiamo alla mia mano, è immenso, già un terzo del cannolo. I volontari di Sicilia Antica hanno realizzato con cartapesta quindi tutta questa rappresentazione riguardante la geologia di circa 150 milioni di anni fa di Rocca Palumba, perché ci sono stati vari ritrovamenti. Salutiamo e ringraziamo. Non vi abbiamo fatto vedere una cosa molto interessante di Rocca Palumba. Il mulino idraulico. Per mancanza di tempo, comunque, dico, voi venite qui a Rocca Palumba e passate una bella giornata tra ristoranti, belle cose da vedere. Tra l'altro c'è anche un museo. Infatti non vi vogliamo far vedere naturalmente tutto, perché dovete venire a vedere il paese di presenza.